Buongiorno a tutti, vi ringrazio e ringrazio l'associazione per questo invito. Io sono Magda Sanna, Presidente regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche e sono stata invitata per dialogare appunto con il premio Strega per ragazzi del 2018 che appunto Paola Zanone, una delle più importanti scrittrici per ragazzi italiane che ha vinto anche altri premi, il premio Banca Regina, il premio Sardegna e il premio Accento. Quindi siamo qui per dialogare con voi e per vedere un po' come questo libro ha avuto questo premio. Grazie. Allora, prima di tutto questa domanda che sicuramente molti hanno fatto, ti aspettavi questo premio oppure è stata una sorpresa? No, non mi aspettavo neanche di essere in cinquina, quindi si sente? Sì, sì. Non mi aspettavo neanche di essere in cinquina perché è un libro un po' complesso, era un progetto complesso in testa da tanto tempo, volevo scrivere un romanzo corale e sapevo che sarebbe stata un po' una sfida e non so, poi anche l'editore era un po' perplesso all'inizio, no? Ma pensiamoci bene, un romanzo sociale, un romanzo corale, con tante voci, ma insomma, e quindi io non pensavo, perché ho detto, vabbè, tra l'altro è un libro per una fascia alta, è il biennio delle scuole superiori, però poi mi sono accorta che i lettori come al solito disattendono tutte quelle che sono le aspettative anche degli editori commerciali e già in terza media lo leggono, cioè c'è una fascia abituata, lo leggono gli adulti, lo leggono la terza media, lo leggono i ragazzi, lo leggono anche qualcuno più piccolo, insomma. Per cui non mi aspettavo di arrivare, quindi quando già ero in cinquina, mi è sembrata una gratificazione. E poi sono arrivata, appunto il premio lo fanno a Bologna, no? Quindi la premiazione a Bologna, sono arrivata a Bologna e insomma c'erano dei pezzi da 90, c'erano veramente dei autori di calibro, perché sapete il premio Strega adulti è riservato alla letteratura italiana, quindi ce la giochiamo tra italiani, invece per noi che scriviamo per ragazzi ce la giochiamo col mondo, cioè il mondiale, non è il campionato italiano, è il campionato mondiale, quindi io avevo con me degli autori, un autore olandese molto importante, un autore inglese che io avevo letto addirittura da ragazza, quindi un autore importantissimo, bellissimi libri, quindi ho detto ma vediamo, però e allora alla fine ovviamente te finisci in cinquina perché c'è un comitato di critici letterari, professori, quindi insomma la giuria degli esperti diciamo, però poi il voto lo danno i ragazzi, quindi non lo so, ho detto ma senti, già sono contenta ed ero seduta accanto a Tognolini. Ci siamo aspettati, eravamo lì che ci dicevamo ma senti, non so perché che dice, ma non lo so, vai avanti a te che mi viene da ridere, insomma quelle cose così. E quindi oltretutto c'è pure lui, no? Tognolini, che fra l'altro aveva scritto un libro davvero difficile, molto visionario, come lui scrive queste storie. E quindi quando poi i ragazzi insomma, hanno detto che avevo vinto, per me è stata un'incredibile gratificazione, una soddisfazione immensa. È un premio, non c'è dubbio, importante perché è un premio un po' alla carriera, non è solo a un libro, anche perché poi non è che parteciperai più con altri libri, è un premio un po' unico. Ed è un premio importante ed è stato attribuito dai ragazzi, quindi più soddisfatta di così potevo essere e tra l'altro appunto insieme a colleghi di grande prestigio. Quindi i ragazzi, se ti hanno votato, sono riconosciuti in qualche modo, cioè almeno quelli che nelle storie appunto che ci sono, che sono appunto la breve trama appunto questi 14 ragazzi, 6 ragazzi e 6 ragazze, per chi non ha letto il libro, si trovano in questo faro, sono tutti ragazzi che hanno avuto un problema oppure che non hanno una famiglia alle spalle, hanno avuto un lutto, insomma sono analizzati alcuni aspetti problematici di queste storie, quindi se questi ragazzi ti hanno votato forse hanno riconosciuto qualcosa di loro, ecco, perché tu in effetti una fascia d'età molto complessa, quella dell'adolescenza. Sì, poi è una fascia difficile da raggiungere con i libri, perché
questa fascia d'età, passati 13-14 anni, finché fanno le scuole medie, anche gli insegnanti stessi li stimolano alla lettura, la scuola ancora riesce a catturarli, insomma, no? Poi vanno comunque in biblioteca, vanno anche individualmente in biblioteca a prendere i libri. Passata quella fascia lì diventa più complicato, perché con l'ingresso alla scuola superiore ovviamente hanno anche più impegni scolastici, non c'è più grande la didattica, e tutto, ma cambia soprattutto la personalità loro, cercano più, ieri ne parlavamo con i ragazzi, loro hanno detto, gli amici diventano la seconda famiglia, quindi la famiglia di riferimento diventano gli amici, il gruppo di amici coetanei, c'è più bisogno di socializzare, socializzazione, di stare insieme agli amici, quindi quello che sono, anche i passatempi a cui comunque si erano abituati quando erano più piccoli passano in secondo piano, quindi riuscire a mantenere, ecco, è questo poi, diciamo, il compito nostro di adulti, mi ci metto anche educatori, bibliotecari, insegnanti, perché io oltre a scrivere lavoro tantissimo nel campo della promozione della lettura, da sempre, ho cominciato così, quindi mi ci metto anch'io, dico, riuscire a mantenerli affezionati alla lettura è compito nostro, è compito di educatori, di adulti, perché la lettura invece in queste fasce d'età può rappresentare un fortissimo, non solo rispecchiamento, ma anche uno strumento di conoscenza e di esperienza per i giovani, quindi, e anche ovviamente mantenere forte, vivo il concetto che leggere ti aiuta a esprimerti, ti aiuta a tirare fuori le emozioni che loro provano, che spesso sono contraddittorie, che sono spesso inespresse, che è difficile anche da esprimere. Quindi la lettura come chiave per loro di espressione, di conoscenza, cioè è molto importante, sta un po' a noi riuscire a riorientarli, perché loro dicono vabbè, ma quelli sono libri per i bambini, ragazzini, eccetera, ancora forse i libri per adulti hanno dei temi che non mi riguardano, non mi interessano, quindi riuscire a dire ma guarda, ci sono delle cose anche per te, ecco il canto. Allora nel libro si sono riconosciuti, quindi sono 14 voci molto diverse, sono maschi e femmine, vengono da mondi molto diversi, famiglie, situazioni sociali varie, e devo dire si sono molto riconosciuti soprattutto nella mia scelta lessicale, cioè dal fatto di aver differenziato moltissimo questi 14 voci, no? Quindi ognuno ha la sua specifica voce. Questo per loro è stato molto interessante. Come hai fatto a restituire questa grande differenza, no? Punto di vista? E poi questi temi di cui hai parlato sono temi che a noi interessano, che conosciamo, no? C'è il ragazzino bullo, c'è la ragazzina che ha problemi con l'alimentazione, c'è il ragazzino che ha problemi nel nostro paese, anzi è venuto da lontano, che ha storie drammatiche, c'è la ragazzina che ha perso la mamma, cioè con tutta una serie di temi forti, ovviamente, temi che la letteratura non è che non parla di niente, cioè, io lo dico sempre, perché è molto importante, perché queste storie, anche drammatiche, ma perché la letteratura, la narrativa parla di storie importanti, di storie che ci interessa anche approfondire, altrimenti non c'è storia, cioè, c'è la quotidianità, c'è la normalità, se vogliamo, la storia è costruzione di senso, quindi tanto più ne abbiamo bisogno, quanto più c'è una storia drammatica, tanto più ci sconvolgiamo per quello che vediamo succedere intorno, e tanto più abbiamo bisogno dei poeti, degli scrittori, degli artisti che costruiscano senso per noi, che costruiscano senso per tutti, e che ci diano non solo la speranza, che è molto importante, ma forse anche una visione, un punto di vista, una visione per affrontare con degli strumenti, che sono i nostri strumenti umani, che sono tutti, anche i linguaggi lessicali, per affrontare quelli che sono dei grandi grossi, che a volte non sappiamo neanche dare una spiegazione, no? Quindi devo dire che i ragazzi hanno apprezzato molto questa varietà e in certi casi si sono riconosciuti, comunque si sono identificati, a differenza di molti prodotti, e qui non a caso vediamo prodotti e non libri, rivolti ai ragazzi, che sono molto vari oggi si pubblica soprattutto quello che va di moda, quindi i
libretti scritti dagli youtuber, che sapete, no? Sono questi ragazzi DJ che fanno questi filmati parlando, raccontando barzellette, volgarità, cioè si pubblica quello, si pubblica cose molto effimere. A differenza appunto di questi prodotti, probabilmente loro hanno ritrovato il senso della letteratura come percorso che ti porta dentro te stesso, perché in questo mio libro io non ho puntato sulla storia d'amore, per quello che magari cercano soprattutto le ragazze, no? Nei libri, non ho puntato sul senso dell'avventura, l'intrattenimento che ti porta fuori, ma ci sono anche questi aspetti, c'è una storia d'amore, ma non finisce neanche bene. C'è il mistero, perché i ragazzi devono fare una specie di percorso sotterraneo, ma sono tutti molto simbolici, c'è il sopra e c'è il sotto, c'è la visione del cosmo sopra i ragazzi e lì cambia tutto quando guardano le stelle la notte tutti insieme con le teste vicine. C'è un percorso che loro fanno sotterraneo sotto questo luogo dove c'è il faro, dove scoprono che c'era una cava, dove c'erano i minatori, dove c'era il lavoro antico, il lavoro faticosissimo di noi, degli italiani, una volta. E quindi questa scoperta della storia attraverso il sotterraneo e questa visione del cosmo, del presente, della condizione umana terrestre e cosmica. Quindi ci sono questi passaggi che sono quelli molto importanti per la crescita, la presa di consapevolezza dell'essere umano, terrestre e cosmico qui e oggi e ora. Sì, infatti si nota anche la differenza, credo che i ragazzi che appunto hanno apprezzato il libro anche perché all'inizio del libro stesso sono delle entità, quello che dicevi tu, il cambiamento delle entità, non questo problema, poi invece in queste 3 settimane di vacanza in questo luogo magico sostanzialmente, perché per alcuni è assolutamente sconosciuto, assumono cioè diventano quasi una comunità, diventano proprio insieme, ecco, riescono anche a risolvere, a affrontare, sì, ci sono degli educatori, però quello che conta appunto quello che dicevi, o guardando le stelle o facendo un ballo o leggendo, perché poi ci sono anche dei libri, leggendo dei libri, quindi proprio l'associazione anche comunque della lettura e quindi che accomuna, quindi anche uno spazio come questa è la biblioteca, che è uno spazio dove tutti possono accedere liberamente, gratuitamente, e quindi che accomuna e che insomma i ragazzi soprattutto possono affrontare insieme. E invece la scelta dell'ultimo faro, appunto questo, io ho pensato come ho detto alla simbologia, eccetera, che chiaramente essendo sarda, quindi il faro, abbiamo tanti fari e quindi è sempre un luogo legato al mare. Come ti è venuto in mente? Ma io sono innamorata del mare, sono più marina e montana, insomma. Mi piace anche molto la montagna, ma il mare è importantissimo, fin da bambina sono sempre stata al mare, quindi so quanto fa bene il mare. A tutti quanti noi, no? Poi noi siamo italiani, siamo allungati nel mare, quindi per noi è ancora più importante che non forse per altri. Io sono partita, allora il faro è vero è anche un luogo metaforico, l'ultimo faro dove i ragazzi arrivano ognuno da un'esperienza, una vita diversa, non vanno, quando si incontrano la prima volta cominciano subito a prendersi, no, tra di loro, si cominciano a vedere, no, ci sono subito i primi conflitti perché non si conoscono, sono un gruppo misto, si litigano subito, si prendono in giro, quindi il progetto è quello di, con questi coach, con questi animatori, di farli stare insieme bene, di fare dell'ultima esperienza forte insieme. Chiaramente c'è scatta la simbologia immediata, no? Cioè il faro come il gomo di convivenza civile. Signori miei, qua bisogna imparare a tollerarsi, è inutile dire, la società perfetta non esiste. Qui quando ho letto il bellissimo libro di Amos Oz sul fanatismo, in inglese era How to Cure a Fanatic, che in realtà è curare il fanatico, il fanatismo, come si cura il fanatico, come si risolve il problema del fanatismo. Giustamente tutto questo libricino che consiglio a tutti
sul fanatismo, diceva guardate che l'aspirazione alla perfezione, alla felicità, alla società felice dove si vive tutti bene, si sta tutti bene, questa è un'utopia e spesso purtroppo è un'utopia dei dittatori che in questa maniera ci fanno stare poi tutti molto male. Il concetto è la tolleranza, perché è molto difficile che si vada tutti d'accordo in una società così diversa, però bisogna imparare a tollerarsi, quindi una società non felice, ma lui parla della melanconia addirittura, quindi moderatamente serena, ecco, dove si impara la tolleranza, si impara a stare insieme, qui lo stesso i ragazzi imparano a sopportarsi, quelli che vanno per litigano a stare lontani, in realtà quando sta là in mezzo ci sono le ragazze che ovviamente sanno anche gestire meglio le relazioni, quindi in questi giorni sanno fare bisogno, quindi è un luogo utopico, però è un luogo letterario perché il Faro è la gita al Faro di Virginia Woolf, il Faro quindi è anche un luogo letterario, un luogo insomma, che ispira, poetico, e però anche un luogo fisico, cioè quindi lo sapete, noi Faro venivano messi apposta per indicare alle navi, dare orientamento alle navi, indicare la costa, e anche questo c'è molto di simbolico, no? Cioè indicare un percorso, indicare alle navi l'approdo, perché noi oggi dobbiamo anche pensare all'approdo, ai ponti, e sono quelli che accolgono e trovano, certo dobbiamo trovare modi di anche accogliere. Il Faro significava tante cose e significava anche c'è anche un altro motivo, io sono anche una persona che fa trekking, viaggia molto e ne ho visti tanti, ne ho visitati tanti, molto prima di scrivere il libro, c'è un'esperienza diciamo proprio di fari, non solo in Toscana, nelle isole toscane ce ne sono tantissime, ho tutte le fotografie delle fari con il Sandebba, Giglio, eccetera, eccetera, sulla costa toscana. Nella Liguria, perché anche in Liguria, in Francia ce ne sono tantissime e anche all'estero, quando ho fatto il trekking di Cornovaglia ho visitato tutta una serie e quel faro, soprattutto della Cornovaglia che ho visitato, è stato un po' il modello di questo, perché lì c'è ovviamente la torre con la lanterna, però sotto c'è un edificio che può essere utilizzato per poi sono partita anche da un'altra cosa, perché gli autori mettono sempre insieme tanti dati, compreso il dato di realtà più contemporanea. Ho letto sul giornale che il nostro patrimonio faristico è stato messo in appalto, perché erano zone militari, non sono più utilizzate per la navigazione cambiata, per GPS, eccetera. Quindi quando ho letto questa notizia che venivano messi in una gara d'appalto, venivano affidati i fari, in alcuni casi sono diventati ristoranti, alberghi, luoghi bellissimi, però c'era comunque una possibilità di utilizzare alcuni di questi fari proprio per questi progetti sociali, cioè portarci gruppi, riservani, persone, partecipare, eccetera. Quindi ho detto, questo può essere, ho visto anzi anche quest'anno c'è stata la gara d'appalto, ne hanno affidati altri. Insomma, si mettono insieme tanti dati di realtà con ovviamente delle suggestioni militari, ufficiali, anche sportive. Nel libro infatti quello che ho detto dei percorsi, ci sono anche percorsi sì, verso il mare e anche percorsi in un bosco, quindi proprio questo contatto con la natura sia col mare, poi c'è il contatto con le balene, insomma con gli animali, quindi anche questo per aiutare insomma, i ragazzi a ritrovare forse se stessi, ritrovare. Sì, i ragazzi tutti, noi adulti, noi siamo esseri umani, non siamo robot, non siamo macchine, viviamo nelle città che sono delle strutture artificiali che abbiamo costruito, non sono artificiali e chi vive molto nelle città, soprattutto giù, ma poi si ammala, non c'è niente da fare perché il tempo deve guarire le persone caso, c'è fitoterapia, c'è la terapia con le eccetera. Non a caso si riportano le persone nella natura, perché noi siamo appunto esseri umani e esseri naturali, esseri che vivono nelle città e quindi esseri artificiali. È molto quindi
l'implicazione è senz'altro questa, cioè il percorso quasi di guarigione di alcuni di loro che hanno problemi un po' più forti di altri, è proprio questo, il contatto molto stretto e forte con la natura che in modo misterioso, con le sue vita invisibili, entra dentro di noi e ci politica, ci fa stare, senza bisogno di, soprattutto vi parlo di ragazzi che sono piccoli, sono giovanissimi e quindi questo impatto è molto forte. All'inizio, ovviamente, sono le voci principali, quando vai in questo luogo lo trovo orrendo, orrore, pieno di bestie, di animali, poi un casino, cioè cicale, un caldo da morire, cioè la reazione è quasi un'insopportazione ed è tipico, è una forma di filo, quando vai lì perché la natura si abbatte addosso, no? Di una quasi uno schiaffo, dopodiché piano piano ti portano ti modificano, ti fai tornare l'essere naturalista. Quindi questo era importante, era qualcosa che i ragazzi fanno molto bene. Io su questo libro ho studiato dei laboratori, c'è una bella differenza tra i laboratori che hanno una periferia stessa e quei ragazzi che fare un familiare di laboratorio qui in Sardegna che stanno con i ragazzi che stanno. La differenza è che già loro come arrivano, che sono sorridenti, rilassati, carini, no? Insomma, si vede che possono prendere le vacanze al mare, non perché lo sono già diversi. E quindi come anche le storie che scrivono, un tipo di storie che scrivono, le storie che ragazzi che vivono in periferia e che magari sono andati in vacanza. Sarebbe anche molto importante questo, cioè riuscire a fare sempre progetti di campo, estivi, portare i ragazzi in natura, ragazzi che non possono dare la possibilità di farlo, dei progetti che ci sono. Sì, questi personaggi infatti ci sono tutte le peculiarità che tu hai detto, appunto, ragazzi che non hanno mai fatto una vacanza, ragazzi che l'hanno scelta per motivi diversi, perché questa vacanza era prenotabile anche su internet. E tu questi personaggi ti sei ispirata, c'è qualcuno che ti è piaciuto di più o c'è appunto sicuro, almeno per quello che io ho letto, io ho visto appunto Maline, che è questa ragazza che ha perso un fratellino in una festa e ce l'aveva sotto la sua custodia, quindi è quella più tormentata e anche forse ricorre maggiormente nel libro. Sì, perché è se vogliamo la ragazza che ha una ferita profonda, attraverso la natura e incredibilmente anche attraverso la letteratura una strada di guarigione, sì, la ragazza più ferita, sì, scusate, la ragazza più ferita, più colpita, insomma, trova poi una sua strada, una canalizzazione espressiva attraverso il contatto con gli altri, con la natura e poi incredibilmente lei non ci pensa assolutamente anche per dire attraverso anche attraverso la letteratura, la narrativa. A volte la letteratura tocca e coinvolge persone che non ti aspetteresti. Io guardate, vado moltissimo nelle scuole e spesso gli insegnanti mi dicono guarda c'è questa ragazza, questo ragazzo, sono bravissimi, scrivono benissimo e io poi leggo, effettivamente sono ragazzi bravissimi, scrivono benissimo, ma non è detto che loro saranno scrittori, non è detto, perché è come poeti, a volte si scopre questa vocazione è un po' come la balena, sta un po' acquattata dentro, lo dico io poi alla fine, sta un po' dentro e poi a un certo punto in modo improvviso quasi esce fuori e non è detto che sia quello che scrive molto bene, che si è sempre mostrato attento, non è detto, a volte oggi devo dire poi è diverso da un tempo, no? Un tempo c'era quasi un percorso per fare lo scrittore, quindi era un percorso di studio dell'intellettuale, no? Quindi era studio dei classici. Oggi è un po' diverso, gli scrittori provengono da tanti campi diversi, no? Avete visto anche gli scrittori contemporanei, no? Che sono giudici, poliziotti, no? Facevano i medici, poi facevano altri mestieri e poi scoprono, no? Seguono questa chiamata, come se fosse una chiamata,
Spesso io andando nelle scuole facendo anche i laboratori molto bravi trovo i ragazzi degli istituti superiori quasi più liberi nella narrazione rispetto a quelli del liceo classico, da cui ci si aspetta che scrivano in un certo modo, magari sono anche più legati a un modello forte, no? Di letteratura, che studiano una letteratura classica, che studiano. I ragazzi degli istituti superiori, se hanno poi dei bravi professori, vengono fuori delle storie molto, molto interessanti, molto belle, anche con una scrittura più libera, più contemporanea, più sciolta. Insomma, ieri quando facevamo il lavoro con i ragazzi addirittura io li ho spinti a essere ancora meno burocratici perché quando scrivono cioè, usano anche dei termini un po' burocratici, insomma. Guardate, queste sono quasi delle redazioni un po'. Vediamo questa roba qua, no? Rendiamola ancora più libera. Loro sono molto contenti quando sentono che si può andare un po' a briglia sciolta, quando chiaro che è tutto, state molto attenti però quanto più conoscerete e padroneggerete la sintassi e la grammatica, tanto più sarete liberi. È come l'artista che dipinge, quanto più conosce le tecniche, quanto più è libero di usarle, di fare come vuole, nel rispetto sempre però di quella che poi è una struttura. Il linguaggio che noi usiamo, il linguaggio vicino a quello dei ragazzi, è un linguaggio, noi lo chiamiamo mimetico, non è la realtà, non è il linguaggio reale, state attenti, lo chiamiamo appunto mimetico, somiglia a, ma è sempre, attenzione, letteratura, quindi è un linguaggio che noi inventiamo e anche innoviamo. Invece gli adulti di questo libro, cioè, a parte gli educatori, c'è un altro adulto che tu metti, che è questo ex guardiano del Faro, che comunque affascina tantissimo i ragazzi, piace più di tutti i coach, chiaramente, sì, perché non è un coach. Sì, cioè intanto viene da fuori con la moto, la bandana, sembra un po' Corona, no? Perché ho detto che mi sono ispirata a Corona, insomma, un personaggio affascinante, no? Sulla montagna. E poi arriva la moto, no? Un personaggio che i ragazzi subito trovano interessante perché ha il guardiano, il farero, no? Il guardiano del faro, che si è isolato in un posto meraviglioso con la famiglia, con questo suo progetto utopico. Me ne vado dal mondo e creo la felicità. E in realtà non è così, perché proprio a lui, insomma, non si comporta bene questo uomo così aperto, no? Così libero, alla fine non ha il miglior comportamento. Il miglior comportamento ce l'hanno questi poi coach, i quali si dedicano ai ragazzi. Si dedicano con attenzione, con cura, ma senza soffocarli, cercando di dare spazio, osservandoli, ascoltandoli, no? Cercando di stargli vicino, ma senza soffocarli, lasciandoli anche liberi, no? I ragazzi a un certo punto scappano alla loro osservazione e la notte vanno a guardare le stelle, ma poi che fanno mai, no? Si mettono nelle cortine a guardare le stelle. E questo il coach, pur preoccupato perché sono sfuggiti alla sua attenzione, però lo capisce. Quindi i coach non sanno, ma questo guardate, ci saranno insegnanti, oltre ai genitori, lo sappiamo benissimo che magari il maestro, l'insegnante non è mai poi il modello di riferimento, no? Perché è un po' per scontato, sta lì con il reggicoppi, ti dice ascolta, ma che c'hai, che ti è successo, ti vedo distratto, ti vedo, no? Segui, c'hai attenzione, ma non sei, no? Nessuno dice io da grande voglio fare professore, perché è il posto quasi, però è il lavoro più importante. E non dimentichiamo che non è che c'è un maestro, i maestri sono tanti e noi all'inizio questi maestri ci stiamo, poi li dobbiamo anche a un certo punto staccarsene, forse anche rifiutarli come si fa con i genitori, poi li apprezziamo quando sono più grandi. Non è un caso che nessuno dice va a fare il professore, però alla fine lo fa. E qui ora vabbè, mi secca sempre quando le persone parlano dei figli, però tanto io sono madre, e mio figlio che ci ha fatto impazzire a scuola, no? Di classe, come non aveva voglia di studiare, proprio non gli avresti dato 2 lire, però aveva questo grande talento della musica, amava suonare, poi alla fine per fortuna ha preso pure questo diploma conservatorio
mai avrebbe detto, cioè se te a 16 anni dicevi ma lo faresti professore, cioè voi siete fuori, siete impazziti, e adesso insegna musica, fa professore, perché capisce quanto è importante poi comunicare, trasmettere questa passione. Lui dice, quello che mi interessa non è che i ragazzi diventino dei pianisti classici, ma io quello che mi interessa, il mio obiettivo è far amare la musica a tante più persone. Questo è il nostro obiettivo da adulti, far amare la lettura, la cultura, trasmettere la cultura, la memoria, la bellezza ai giovani, che all'inizio forse ci contestano, poi non capiscono, non vedono, come diceva Italo Calvino, no? Nelle città invisibili. Qual è il progetto? Non sappiamo, il progetto si vede alla fine, quando la casa è fatta, quando diciamo, la città è finita. Si vede solo alla fine, non si vede prima. Credo sì che la comunicazione degli adulti arrivi comunque alla fine assolutamente, perché negli ultimi capitoli addirittura i ragazzi appunto in questo falò che viene organizzato, insomma, uno degli educatori legge poesia di Pascoli e tutti sono attentissimi, insomma, non è neanche un autore così moderno, magari neanche così amato a scuola certamente. Invece i ragazzi, pur appunto non capendo attentamente la poesia, però sono tutti zitti, quindi c'è proprio questa differenza dall'inizio del romanzo, ecco, alla fine proprio questo messaggio, questa comunicazione arriva, questo stare insieme, quindi questa conoscenza che aiuta, credo. Ma allora, noi qui siamo in un festival di poesia, io ho usato molto la poesia, ho usato spesso la poesia e ho usato anche dei personaggi poetici, perché io non sono poetessa purtroppo, non ho questo dono. E considero la poesia la più alta espressione della letteratura, la più alta espressione letteraria, perché il poeta ha questo dono di trovare una parola, un verso, per dire tutto. A me ci vogliono centinaia di pagine, cioè un sacco di roba devo tirare fuori. Il poeta ha questa intuizione, questa straordinaria capacità di saper trovare veramente la scintilla, no? Il frammento luminoso della parola, quella parola lì precisa, la precisione del poeta, che a me affascina tantissimo. Quindi ho spesso visto le poesie come faro, cioè proprio come un punto di riferimento, come orientamento delle persone, e dispiace quando oggi a scuola si fa meno, i ragazzi pensano, ho fatto degli incontri, c'era un poeta magari giovane e loro c'era un poeta giovane, i poeti sono tutti morti, perché erano convinti, no, che qua nell'Ottocento, capito, proprio messo addirittura Pascoli, sono tutti morti, perché poi anche tutto, i poeti sono morti, ma la poesia è viva eterna, perché quando io a volte dico, vabbè ragazzi, pensate che cos'è? Quando noi leggiamo Romeo e Giulietta, noi lo leggiamo, ma Romeo e Giulietta è in versi, non è in prosa. È vero che la storia che ci attrae, ma guardate, al di là della storia, la storia importante, tutti l'abbiamo riutilizzata, rifatta mille volte, eccetera, al di là di quell'intreccio che la trama, lì, scusate, ma è una parola. È il verso di Shakespeare, quando lo leggi ti metti a piangere dopo 500 anni, ma è incredibile quel cosa riesce a fare, quindi la poesia qui è ancora molto viva, è incredibilmente forte, dentro ci risuona sempre dentro. Io utilizzo spesso appunto la poesia nei momenti più commoventi, più forti, di unione, no? Qui l'animatore legge Pascoli, i ragazzi forse in alcuni casi, cioè, poi uno di loro dice io odio la poesia, no? Perché l'atteggiamento, in realtà la sentono, in realtà appunto ascoltano, rimangono colpiti, e questa forza di queste parole poi è rimane dentro di loro, rimane a brandelli, rimane proprio come le scintille di questo falò che lo accendono. Non è un caso che l'animatore accenda un fuoco e legga la poesia, cioè accende un altro fuoco dentro i ragazzi. Io ho scelto Pascoli non solo perché vabbè, è uno dei miei
poeti preferiti, è il poeta anche dei bambini, è il poeta dei ragazzi, è il poeta che si usa molto nell'educazione, nella scuola, è il poeta molto amato da Pasolini, è uno dei poeti anche amati ancora moltissimo dai poeti, è il poeta dei poeti ed è il poeta di Varga, è il poeta toscano, poeta nostro, poeta che ha tanto usato l'onomatopea, il linguaggio dei bambini, no? Il modo di parlare dei bambini. Quindi ho usato Pascoli perché in questo libro mi sembrava un poeta più adatto, come in altri casi ho usato altri poeti e per esempio in A piedi nudi a cuore aperto il papà della ragazzina protagonista è un poeta. Non può fare solo il poeta, perché oggi fare il poeta pochissime possono permetterselo, credo soltanto poi lunghissima carriera, 1000 libri alle spalle, e quindi fa l'insegnante, è professore alle medie, ed è un poeta, scrive poesie dialettali e partecipa anche a questi concorsi, a questi festival dove la ragazzina va è Mazzola, ragazzi capiscono, però con questo padre lei ha un rapporto fortissimo ed è il padre che la spinge a uscire anche fuori dall'uscio familiare, da se stessa, cioè, va anche oltre certi pregiudizi, quindi è proprio un punto di riferimento. Non a caso l'ho scelto come poeta. Peraltro qualcuno leggendo era un po' più, perché poi io metto tante cose, però sono livelli di lettura molto diversi, quindi il settore giovane magari ci trova delle cose, chi non so, ha qualche strumento, conoscenza in più, ce ne trova altri. Mi ricordo questo amico carissimo mi ha detto: Fugnasco, poeta, insegnante, friulano, ma non è che te per caso hai voluto fare un omaggio? No, non per caso, neanche per caso, nei libri non c'è niente per caso, è molto pensato. E anche qua c'è un padre artista, il padre di questa ragazza, che io vedo, cioè, che comunque c'è di nuovo, quello che ho detto prima, cioè che lui appunto è un artista, lei insomma lo ammira molto, e poi quando succede questa tragedia di questo fratellino, loro cambiano completamente vita e vanno a vivere in una città, insomma quello che dicevi tu, quindi ci sono questi due piani, sì, l'artificio, sì, esatto. Quindi questo faro che deve illuminare, insomma, comunque la cultura, ecco, quindi ne parlavamo. Sì, ne parlavamo ieri perché poi, ma anche da appunto, come ha detto, è la direttrice regionale dell'Apice, l'associazione di biblioteche italiane, e io sono onoratissima perché io all'inizio della mia carriera sono stata bibliotecaria, quindi per me l'ABIA è un significato molto forte, associazione biblioteche, e anche il lavoro che fanno le biblioteche in Italia, nei paesi, anche qui c'è una bellissima biblioteca nei paesi piccoli centri, nelle città, sono un punto di riferimento per i giovani, per gli anziani, per tutti, per le donne, per le famiglie, si sono negli anni specializzate, il personale si prepara, è sempre aggiornato, eccetera. Quindi le biblioteche per me, quando io ho fatto il lavoro, ho fatto questo lavoro con i ragazzi, continuo a farlo, faccio dei piccoli laboratori, ma sono partita da un rapporto, da un lavoro con le biblioteche, cioè abbiamo fatto i laboratori, li abbiamo sempre fatti in collaborazione, biblioteca, scuola, poi ci sono io e quindi poi la casa editrice, perché si deve creare questa rete virtuale, diciamo questa rete virtuosa di tutte le agenzie di formazione, quindi l'editore al di là del fatto che produce, vende, chiaramente un'industria, deve pensare di relazionarsi con quelle che sono poi le agenzie formative. E la biblioteca per me è anche questa, un po' come la poesia, la biblioteca è molto presente nei romanzi, cioè spesso ci sono i biblioteche. Qui c'è, e come c'è l'angolo biblioteca nel faro? No, dentro il faro comunque c'è uno spazio dove ci sono i librini, c'è un angolo biblioteca, perché quelli ci sono sempre, come si fa? E c'è la biblioteca dove i ragazzi vanno a incontrarsi, dove c'è la bibliotecaria che parla, cogli per prima Taisir, che è di origine palestinese. Si sa che moltissimi immigrati quando arrivano in Italia la prima cosa che fanno vanno in biblioteca, è l'unico luogo dove trovano libri
tradotte in lingua, oppure addirittura libri molto semplici, leggendo libri per bambini, cominciano a imparare le parole. Poi ci sono i servizi, c'è internet, quindi loro lo sanno benissimo, soprattutto chi viene da paesi francofoni, che la biblioteca è un luogo, un presidio, è un luogo importante di informazione, di cultura e di aggiornamento di informazione. Quindi io quando poi ho pensato di fare il laboratorio ho fatto biblioteca e non mi è sfuggito che per me, che ho lavorato in biblioteca e tuttora collaboro con le biblioteche, perché non ho mai smesso, lo scrittore vive in biblioteca perché lavoriamo anche in biblioteca, andiamo personalmente quando devo fare la documentazione sto in biblioteca. Molte persone mi trovano in Biblioteca Nazionale mentre faccio le ricerche, perché sì, ora la rete, però la rete ci dà alcune informazioni, noi dobbiamo sempre comunque poi confrontarle con quella che è un dato, un'informazione che ci arriva dalle fonti, e le fonti le troviamo in biblioteca. Quindi per me la biblioteca è importante. Allora la biblioteca per me è questa, no? Cos'è il faro? Va bene, l'ultimo faro, il faro per me era la biblioteca, perché la biblioteca è il luogo dove noi troviamo tutto, un orientamento culturale. Oggi la biblioteca è un po' il punto focale di una cittadinanza, di un sentirsi cittadini, di un'appartenenza civile, di un'appartenenza culturale. Ed è fondamentale che ci sia in tutti i luoghi. Quello che mi dà un dispiacere enorme è quando in Italia io vado e questo luogo così importante non c'è. E si vede che non c'è, perché comunque se non c'è la biblioteca, non c'è una diffusione, una promozione della lettura, non c'è quella cultura letteraria, non c'è quella funzione. Ecco, non sarà un caso, no? Che l'Inghilterra, dove ci sono più lettori e più scrittori, infatti tutti leggiamo i libri inglesi, l'Inghilterra è un paese veramente basato sulla biblioteca. Le biblioteche ci sono in tutte le scuole, tutte, non esiste una scuola senza la biblioteca, perché non mi ricordo a quale inglese ho detto ma non in tutte le scuole italiane c'è la biblioteca, questa mi ha guardato a due occhi e fa ma i bagni ci sono, cioè, capito? Se non c'è la biblioteca c'è manco il gabinetto, cioè nel senso, no? C'è un servizio essenziale, no? Magari loro non hanno la mensa, però la biblioteca sì, quindi loro hanno biblioteche pubbliche, private, nelle università, nelle scuole, hanno le biblioteche comunali, ma come? Beh, è un popolo di lettori, no? Quindi questo però vuol dire molto, mi dipende negli Stati Uniti, pensate al servizio bibliotecario degli Stati Uniti cos'è? Ai bambini piccolissimi, hanno 2 anni, gli danno già la tessera della biblioteca, avete tutti presente Linus che ha la tessera della biblioteca come cosa importante. Allora questo mi dispiace tantissimo quando, e lì spesso io mi aveva voglia di mettermi lì, l'ho fatto in alcune zone d'Italia, mi sono messa lì a lavorare insieme per fare dei progetti di biblioteca che partissero magari dalla scuola. In certi casi nella scuola la biblioteca scolastica serve il territorio, serve il paese, si apre e serve la cittadinanza, lì si vede la differenza. Insomma, la biblioteca la dobbiamo considerarla, abbiamo fatto, dobbiamo oggi difenderla perché è chiaro, no? Ci sono i tagli, le cose, vabbè, in fondo voglio dire, non sarà così essenziale come un asilo, non sarà così essenziale come l'ospedale. Io penso che sia essenziale quanto l'ospedale, quanto un asilo, quanto una scuola, quanto tutti i servizi essenziali, perché lì sentite c'è la nostra storia, c'è la nostra memoria. Di solito nella biblioteca c'è l'archivio storico cittadino, ci sono le CDC, cioè ci sono i libri della nostra memoria, ci siamo noi, c'è la nostra identità forte, senza quella perdiamo identità, sappiamo chi siamo. Quindi la memoria, le storie che si raccontano, cioè quello che viene conservato sia nella biblioteca, oltre che insomma reso disponibile, che è quello che deve essere, e quindi questo faro alla fine delle storie praticamente può essere le storie da raccontare, comunque da cercare di far venire le persone per quindi raccontare anche le storie all'interno di una biblioteca è molto importante. Adesso questo è un aspetto diverso rispetto alle biblioteche degli anni 90 che viene assolutamente sentito, quindi
anche proprio credo che il libro si ispiri tantissimo effettivamente a questo, a raccontare storie, quindi a divulgarle e quindi a racchiudere anche quello che può essere una biblioteca e con varie righe che magari i ragazzini. Lo spero, però insomma sono anche confrontata, attenzione, perché allora quali sono le mie intenzioni, le intenzioni dell'autore che sono quelle, speriamo che il testo non è questo, via, no, questi scrivi anche queste idee, poi ci sono i numeri, e i numeri mi confortano. Noi siamo alla quarta ristampa del libro nel giro di un anno, un'attenzione enorme da parte e inaspettata dei giornali, io ho fatto tante interviste in radio, televisione, sì d'accordo il premio, si fa premio, a volte il premio può aiutare a tirare fuori dei temi, no? Dei temi importanti che non sono poi sempre solo quelli d'attualità più banali, quindi alla fine poi ci sono i numeri. Questi numeri significano che c'è un'attenzione, c'è qualcosa che si muove a seguito. Io quando sono partita anche con i laboratori ho detto facciamo questi laboratori nelle scuole, non verrà nessuno. I ragazzi si sono accapigliati per venire a questi laboratori, hanno voglia di raccontare le loro storie, hanno voglia di misurarsi con la scrittura, che non è la scrittura banale che scrivono su WhatsApp o su delle piattaforme varie, internet, vogliono misurarsi con la scrittura narrativa, la scrittura letteraria, e sono tanti, e magari sono anche ragazzi di ieri, c'era anche un calciatore, mazza un calciatore, e quindi i ragazzi fanno sport, fanno tante altre cose, però si vogliono raccontare, io ho detto perché siete venuti, perché siete venuti da me? Tutti mi hanno detto che io ho qualcosa da dire, perché è una buona storia, secondo me è una buona storia da raccontare, quindi hanno voglia. Allora qui ci sono poi anche i numeri, c'è una partecipazione, non è che io mi metto lì e dico adesso vediamo, poi certo c'è anche, diciamo, c'è anche da parte degli autori ci deve essere anche una disponibilità a confrontarsi, a parlare, a discutere, a stare insieme e a ascoltare, a tirare fuori le cose dei ragazzi, degli adulti. Noi dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo metterci tutti insieme, non ci sono cose calate dall'alto, ci sono delle cose circolari, che devono circolare, che spesso sono queste, sono le storie, che dobbiamo condividere. Allora io ho gli strumenti letteraри, narrativi, da narratore, si condividono questi strumenti, si devono dare il più possibile, a più persone possibili, a più ragazzi possibili. Io voglio una società letteraria in Italia, io voglio che i ragazzi diventino scrittori, perché no? Più scrittori possibile che una società letteraria più grande, una società più autentica, più profonda. Il mio obiettivo è questo, una società letteraria voglio che più persone possibili lo abbiano, che si appassionino, perché questo deve essere l'obiettivo oggi di un autore, di uno scrittore, di un poeta, di un narratore e poi anche di altri artisti, perché l'arte si deve sentire e condividere il più possibile con tutte le persone. L'arte è sempre stata popolare, non esisteva, sì c'era l'arte delle classi elevate, non è mai diventata veramente. La vera arte è quella popolare, le fiabe erano popolari, le novelle erano popolari. Quando gli autori bianchi hanno voluto diventare veri autori, sono partiti dalle novelle, sono ritornati alla fiaba, hanno ascoltato la gente, hanno ascoltato le persone, si sono messi con l'arte, questo è, l'arte è popolare, se no non è arte. Allora noi continueremo ad invitarti in Sardegna, visto che ti piace così tanto la nostra terra, per continuare questi dialoghi sulla letteratura, sulla promozione della lettura, e ti ringraziamo di essere stata qui con noi. Grazie, perché sono in mezzo alla bellezza, quindi io sono felice, mi sono innamorata di questo paese, sicché ho già detto alla bibliotecaria, stai attenta perché poi torno. Grazie a tutti.